Probabilmente il 24enne Riccardo De Felice non era ancora ben consapevole di aver realmente ucciso a sprangate e coltellate il papà Francesco, mentre nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri lo conducevano in carcere a Treviso. Perché, come testimoniano gli amici, crede di vivere una realtà parallela, di essere in una sorta di Truman Show. Ma non era sempre stato così, il suo carattere dall'estate scorsa era cambiato. Defe, come lo chiamano i compagni, è sempre stato un tipo tranquillo, ma da qualche mese era diventato un altro. Aggressivo con l'amico di sempre che l'aveva infine allontanato, era ulteriormente peggiorato dalla scorsa settimana, quando, operaio con una laurea in filosofia, alla Zoppas di Conegliano non gli avevano rinnovato il contratto. Era di fatto scappato di casa qualche giorno fa e il padre l'aveva recuperato in un bar della Pedemontana. Ma tutto nella riservatezza della famiglia, che per i vicini era assolutamente nella normalità. Li conoscevo perché abitavano sul mio stesso pianerottolo fino a qualche tempo fa. Eh, Poi hanno cambiato e si sono spostati nell'appartamento dove Riccardo com'era? Com'è? il ragazzo, per me erano ragazzi normali, a posto, non posso dire assolutamente niente. Famiglia tranquilla, arrivata qui da un po' di tempo. Sì, era una famiglia, avevano qualche litigio ogni tanto, ecco, questa era l'anomalia, però penso che sia quasi la normalità. E questa foto racconta un momento di spensieratezza della famiglia De Felice. Riccardo, con il fratello che ora vive e lavora all'estero, con la mamma insegnante e infine il papà militare, prima a Vittorio Veneto e poi al Simice di Motta di Livenza, da cui era stato collocato in riposo da poco più di un mese. Ed oggi un suo collega ha voluto portargli l'ultimo saluto, proprio nel momento in cui la salma veniva portata in obitorio. A settembre era andato in pensione, lui si voleva godere un po' la pensione, ci eravamo messi d'accordo per farci qualche giretto insieme, a bicicletta, a piedi, lui gli piaceva la montagna, fare pendio, tutto, è una brava persona, ecco, una bella famiglia, mi dispiace tanto.